La presenza della mucillagine nell'Alto Adriatico non è una novità, ricorda l'assessore alla pesca della Regione Veneto Cristiano Corazzari, ma un fenomeno ricorrente nei periodi in cui le temperature si fanno più elevate. Al momento a risentirne soprattutto la pesca effettuata con le volanti, la mucillagine non si è ancora depositata sul fondo in maniera massiccia e quindi la pesca coi ramponi non sta subendo risvolti negativi sensibili. La Regione Veneto si è già attivata con le categorie per individuare gli interventi più opportuni a sostegno della pesca locale. Oggi è convocata la consulta per la pesca professionale. Tra gli ordini del giorno figurano anche le probabili ripercussioni che la presenza della mucillagine può avere nelle attività di pesca. Lo stesso tema sarà discusso tra qualche giorno, venerdì, nell'incontro che coinvolgerà il distretto pesca Nord Adriatico tra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.